Cari amici, ben ritrovati, una nuova puntata di Viaggiando con l'Arte, la rubrica che vi porta nel lato trevigiano, nel Basso Feltrino, alla scoperta dell'arte a 360 gradi. Salutiamo gli amici del canale 77 Digitale Terrestre Friulano. In nostra compagnia il carissimo amico Antonio Paniz, presidente della compagnia teatrale Fuori di Quinta. Ben ritrovato Antonio, è un piacere ritrovarvi qui. Raccontaci come nasce la vostra compagnia e poi raccontaci cosa succederà questa sera qui a Castion. Grazie dell'invito. Allora, la compagnia Fuori di Quinta nasce ormai nel 2000 da un corso di teatro organizzato dal Cune Pro Loco della nostra provincia, nel quale avevano l'intento di creare anche possibilmente un nuovo gruppo teatrale. Fortunatamente così è stato, da allora siamo sempre stati in esercizio, abbiamo fatto molti tipi di spettacoli, normalmente noi facciamo spettacoli in italiano, abbiamo fatto alcuni spettacoli anche in dialetto bellunese, prevalentemente legati alla storia che ci ha appassionato, che ci ha fatto produrre 2 spettacoli da noi, legati all'emigrazione, l'emigrazione bellunese appunto del secondo dopoguerra, che abbiamo portato molto in giro in Veneto e anche all'estero. Abbiamo già fatto altre manifestazioni teatrali dopo il post-Covid e quindi questa si inserisce tra le tante manifestazioni che facciamo. Si tratta di una rassegna di teatro amatoriale alla quale teniamo particolarmente, perché con questa rassegna cerchiamo di dare un po' un risalto alle varie realtà teatrali amatoriali che abbiamo nel territorio, che sono moltissime e che fanno tutti dei bellissimi lavori. Abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo teatrino che riesce ad accogliere appunto queste manifestazioni. La Pro Loco, oltre a queste cose, fa molte altre cose, in particolare fa la Sagra del Campanot, che appunto è un po' è la nostra punta di diamante per quello che riguarda le manifestazioni organizzate, organizza il Carnevale, organizza gli orti in piazza, in cui appunto diamo un po' spazio a tutti i vari cortili che organizzano le loro piccole manifestazioni, quindi tante cose. Oltre a questa rassegna teatrale in ambito amatoriale abbiamo anche la rassegna teatrale 5 Vie, che è una rassegna di ambito prettamente professionale, ormai da 2 o 3 anni, e che ci teniamo molto a sottolineare, perché organizzare per i professionisti è un po' più complicato che organizzare per gli amatoriali. Per quanto riguarda questa sera invece mi dicevi un delitto. Sì, questa sera abbiamo deciso di fare, non solo questa sera, ma diciamo la nostra ultima produzione è uno spettacolo divertente. Sentivamo la necessità anche per il pubblico di presentare uno spettacolo accattivante, uno spettacolo divertente, uno spettacolo adatto al post-Covid, che potesse risollevare i favori del pubblico, che purtroppo è stato relegato per oltre 2 anni lontano dai teatri. Abbiamo deciso di fare questo spettacolo, che è un giallo grottesco, quindi un giallo divertente, ambientato in un'ambientazione scozzese, un castello, avviene un delitto, qualcuno indaga, è abbastanza maldestra questa indagine, avvengono vari colpi di scena fino al finale che rovescia sia il delitto sia l'indagine, quindi diciamo ci sarà un vero colpo di teatro che porterà il pubblico a gradire, immagino, questo spettacolo. Castion è una bellissima comunità che non ha mai sofferto in questo senso. Anche durante il Covid siamo riusciti con delle manifestazioni con cibo ad asporto a restare in vita, a restare in contatto come Pro Loco Pieve Castonese. Quando facciamo la sagra abbiamo già l'adesione di centinaia, direi quasi 200 volontari che sono appunto residenti nel territorio castionese. Io comunque invito tutti a seguirci, a contribuire, a partecipare alle manifestazioni, perché insieme facciamo veramente tante cose. Il nostro prossimo spettacolo adesso sarà un po' in là nel tempo, lo faremo il 1° ottobre a Rasai di Seren del Grappa, e a meno che non vengano fuori altre date che sicuramente ci farai sapere. Certamente, non mancherò.
Diciamo questo è il nostro primo obiettivo, l'obiettivo comunque è divertirsi, dare teatro, fare teatro. Il prossimo appuntamento della Proloco si terrà il 15 aprile, sempre di sabato, e chiuderà la rassegna Coriandoli. Ci saranno appunto gli amici della Liberamente Tratti, che è un'altra compagnia amatoriale locale, con il loro ultimo spettacolo Benvenuti a Che Ciavao, e chiaramente vi aspettiamo tanti e numerosi.